Eccoci qua con il primo intervistato di questa lunga giornata all'insegna del padel. Sono con Vinicius Tresian. Ciao Vinicius, ben trovato. Ciao, bentrovati, buongiorno a tutti. Allora Vinicius, intanto iniziamo raccontando. Hai già giocato? Abbiamo giocato, non è andata così bene, Com'è però andata? ci stiamo divertendo. Vabbè, dai, comunque sono i primi due match, c'è ancora tempo, insomma, per andare avanti, Assolutamente. no? Quindi va bene, diciamo, i primi due match non sono andati tanto bene, però insomma, avrai modo di rifarti sicuramente. Il tuo compagno è, così almeno lo ricordiamo Giulio anche. Carrà, Ok, di fisica, credo. benissimo, avete già giocato insieme? No, prima Prima la volta, che quindi giochiamo. allora Sì. dovete ancora di più che la prima volta carburare meglio. Appunto. Vinicius, ti chiedo un po' la tua esperienza anche un po' nel padel, no? Perché Sì. insomma so che poi hai una scuola, quindi poi approfondiamo anche Sì, questo tema. sì, diciamo che come tanti del padel ho un precedente nel tennis. Ok? Sono stato numero uno del Brasile under 14, poi ho fatto attività professionistica e adesso negli ultimi anni ho provato per caso il padel 5-6 anni fa e c'erano 3 campi a Milano quando l'ho provato. E niente, mi è piaciuto tanto, ho iniziato a giocare e tutto e negli ultimi 3 anni ho iniziato il progetto con la Portres Padel Academy, Ok. che è la mia società, dove l'idea era diciamo portare un po' più in su il livello del padel dentro i centri, perché ora avendo tanti campi iniziano tante persone ma neanche per volontà propria, ma poco preparate, perché ancora c'è poca informazione in giro. Certo. Io avendo avuto una estrema fortuna di essere in contatto con un grandissimo allenatore negli ultimi anni, quindi riuscendo a assorbire tanto questa cosa qua, la mia idea dentro la mia academy con i nostri partner era quello di dare un livello tecnico superiore dentro il campo, dentro le lezioni, dentro i corsi, dentro l'organizzazione. Quindi noi lavoriamo con una formazione del nostro staff, facciamo la preparazione sia il pre che poi una formazione continua dei nostri collaboratori dentro i campi. Quindi quello cercando di far sì che sia ancora più interessante il padel al primo approccio alle persone. Assolutamente, anche perché comunque il padel qua in Italia è un fenomeno che ha avuto questa crescita pazzesca, possiamo dire, negli ultimi 2 anni, poi è stato anche facilitato tanto dal Covid che ha permesso comunque alle persone di avvicinarsi ancora di più. Ad oggi probabilmente il padel diventerà uno sport dove i bambini, anziché magari portarli alla scuola calcio, alla scuola tennis, ci sarà l'opzione squadra padel. Quindi quale sarà il processo proprio per crescere un bambino che inizia a giocare a padel? Ecco, il nostro punto è proprio quello, cercare di far conoscere il padel il più possibile alle persone, farli appassionare, in modo che anche riusciamo a tirare dentro anche i bambini e quando le famiglie all'inizio stagione, all'inizio della scuola iniziano, ok, cosa vuoi fare? Vuoi fare calcio, basket, musica, nuoto e che mettono anche il padel come scelta. E quindi diciamo che quest'anno qua noi iniziamo a vedere le prime scuole padel, alcuni club che riescono a formare dei piccoli gruppettini dei ragazzi e l'obiettivo è quello di, almeno il nostro obiettivo interno è arrivare tra un paio d'anni a avere una vera scuola, iniziare ad avere 50-60 bambini dove noi andiamo a collaborare, anche perché noi puntiamo tantissimo sulla base che poi alla fine sono i bambini. E poi a proposito diciamo di questo percorso verso i bambini, esiste il World Padel Tour, quindi quello è un discorso già professionistico. Come si può migliorare anche dal punto di vista dell'attività giovanile? Perché ad oggi mancano quei tornei under 12, under 14, insomma, che poi ti permettono di arrivare nel circuito dei grandi. Sì, diciamo che manca perché non c'è tanta richiesta. Cioè, ce ne sono magari ragazzi che stanno approcciando a questo sport a un'età diciamo inferiore a 18 anni, però non essendo neanche tanti che hanno la voglia di fare l'agonismo e tutte queste cose, sarebbe anche abbastanza inutile cercare di fare dei circuiti perché avrebbero dei numeri troppo bassi. Anche se la federazione stessa italiana adesso ha iniziato a uscire con un circuito dei ragazzi under 16, under 18, under 14 per cercare di incentivare. Diciamo che stanno crescendo, però come sappiamo per portare i ragazzi a essere un agonista noi dobbiamo approcciare, dobbiamo farlo appassionare e dopo il secondo step che magari arriva dopo il primo anno, dopo il secondo anno, che è quello di eventualmente mi piacerebbe fare l'agonistica di questo sport, come succede con tutti gli altri sport, però è un passaggio che siamo molto all'inizio ancora, però sono sicuro che tra poco tempo noi arriveremo a questo. Benissimo, da dietro le quinte ci segnalano che c'è il compagno di Vinicius, che allora io invito a venire qua.
Ciao, benvenuto ciao, col ciao. compagno, presentati così almeno i Io nostri sono Giulio Carra di Fisiogram, sono quello che ha fatto prendere le pallate a Vinicius fino Esatto, adesso. perché stavamo proprio commentando questo. Prima Parlate con domanda. LeBron però, Juan LeBron. Parlate con Ci può LeBron, stare. Ci può stare, ci può E con stare. Cassanelli. Cassanelli, quello non diciamo, no? Ecco, a proposito di questo match, com'è giocare contro LeBron? Tanta roba, è un marziano, è un È un marziano. marziano, cioè senti la differenza, beh chiaramente numero uno del mondo, però nel senso in cosa vedi proprio questa grande diversità rispetto a voi che comunque il padel ci giocate e continuate a migliorare, adesso vabbè questi 2 match sono andati male ma io so che la prossima intervista mi darai Grandi soddisfazioni. grandi soddisfazioni. Sono in tutto, non mi viene in mente una cosa in cui non si vede la differenza, atleticamente, tecnicamente, cattiveria, voglia di prendere la rete, colpi naturalmente. È tutta un'altra cosa. Poi naturalmente quando vedi Vinny che è troppo bravo, perché lui è troppo bravo, gioca ancora tranquillo per non far male, l'ultima invece spinge. Quando vedi lui è un'altra cosa, però sì, è veramente un mondo a parte, sembrano dei marziani. Quello che è bello invece vedere, e noi abbiamo Lorena Vano qua che poi conoscerete, sono le donne. Invece vedere giocare le donne così è un bel vedere, molto tecnico ed è più umano, tra virgolette. Ti sembra di riuscire a fare le cose che fanno loro in campo, poi non è vero, non sei capace. Però è Ecco, più vicino. a proposito delle donne, no? Per esempio nel tennis, il tennis femminile e il tennis maschile possiamo dire che sono 2 mondi completamente diversi. Nel padel c'è anche questa diversità o come dicevi tu da veder giocare le donne che sono anche molto tecniche, quindi è uno sport che un pochino a livello tra professionisti diciamo ci può essere comunque una diversità che non è troppo evidente come ad esempio nel tennis. Secondo me anche nel padel c'è tanta diversità, quello che ti dicevo prima, cioè se giochiamo, mettiamo le donne numero 1 del mondo con gli italiani per esempio che non sono comunque nei tabelloni del World Padel Tour, secondo me vincono comunque la coppia maschile italiana. E questo sport, se mi permette, questo sport negli ultimi 2 o 3 anni ha avuto l'arrivo di ragazzi molto più giovani con una forza fisica incredibile. E quindi qua noi vediamo l'energia fisica, una differenza che è stratosferica, perché magari da una palla molto lontana dal campo riescono comunque a tenere una velocità molto elevata, facendo tanto male all'avversario, Certo. che magari con le donne un pochettino va più piazzata per riprendere rete, quindi sono a tattica diversa di questo sport. Mentre magari come nel tennis, il maschio da 5 metri fuori del campo, se sdraiato riesce comunque a spingere la palla. Certo. È più che altro la parte fisica che metabolicamente la differenza è quella. Eh sì, perché poi fondamentalmente anche quando si parla di padel anche a livello più amatoriale non si pensa a tutta la preparazione fisica che fanno questi professionisti. Quindi cioè, partono da essere atleti e poi giocatori di padel. Sì. E lì si vede la differenza con i comuni mortali che si mettono fisico e scendono in campo senza un minimo di allenamento. Da quanto pratichi questo sport? Non da tanto, da un paio d'anni. Ok. Da un paio d'anni. Da un paio d'anni e di lì sei uno di quelli che ormai è diventato una costante della tua vita che non riesci più a farne a meno. Ormai è solo quello, ho smesso col calcio, ho smesso col tutto, se gioco a pallone ho paura di farmi male e di mancare poi una settimana di padel. E, quindi... e questa è una dichiarazione, il padel è preferito al calcio, lo possiamo assolutamente dire. Benissimo, allora io vi ringrazio, ci rivediamo sicuramente più tardi, quindi ci vediamo dopo. Grazie mille. Ciao.